Salve a tutti amici, io sono Riccardo Pasqualin e oggi vi voglio presentare il mio nuovo testo pubblicato da pochissimo dalla casa editrice Solfanelli di Chieti per la collana di studi carlisti. Si intitola Il Codino, un giornale padovano filocarlista, ed è una ricerca che prova a ricostruire le vicende di una testata cattolica intransigente e antirisorgimentale della Padova dell'Ottocento. Il giornale Il Codino, pubblicato pur con grandi difficoltà e censure tra il 1872 e il 1873. I creatori di questo giornale sono stati due polemisti cattolici padovani, Alessio De Besi e Giuseppe Sacchetti. Alessio De Besi lo vedete in copertina. Entrambi erano cattolici fedeli alla linea politica di Pio IX e hanno accolto negativamente il processo risorgimentale, la fine dei governi legittimi, le diverse annessioni e anche il plebiscito veneto del 1866. Non erano legittimisti asburgici, non erano legati al governo dell'Austria perché ritenevano che l'impero non avesse sufficientemente difeso i cattolici a Padova e in tutta la Venezia dalle aggressioni dei rivoluzionari, e mi riferisco soprattutto al Comitato Veneto Segreto guidato da Alberto Cavalletto. Per cui non diciamo austriacanti, ma papalini di ferro. Tant'è che quando Roma viene attaccata dagli italiani, viene minacciata dal Regno d'Italia, Alessio De Besi e Sacchetti si arruolano nell'esercito pontificio. Ovviamente vengono sconfitti, loro sono difensori del potere temporale del Papa, vedono la breccia di Porta Pia, ritornano a Padova e a Padova decidono di proseguire la loro battaglia con i mezzi offerti dalla stampa, per cui creano il Codino. Il Codino, una testata che si fa sostenitrice delle rivendicazioni dei principi legittimi. Loro rivolevano i Borbone a Napoli, erano sostenitori del legittimismo francese, ma anche del carlismo, questo movimento politico e ideologico ispanico che proprio nel 1872-73 era impegnato nella prima fase della terza guerra carlista. Loro ritenevano che la vittoria del carlismo nella penisola iberica avrebbe cambiato la storia del continente, avrebbe portato a una restaurazione totale, avrebbe portato al ristabilimento dell'ordine cristiano. Le loro speranze ovviamente sono state frustrate, ma il Codino ha smesso di essere pubblicato prima della fine della terza guerra carlista, per cui insomma il giornale non è nemmeno arrivato fino al 1876, quando quel conflitto iberico si è concluso. Quale ordine dare al Veneto? Perché giustamente vi starete domandando, va bene, loro volevano il Papa a Roma, viva Pio IX, volevano i Borbone nel meridione, volevano il re legittimo in Francia, il re legittimo in Spagna. Per il Veneto questa era la grande debolezza politica, a mio giudizio, degli intransigenti veneti. L'intransigentismo veneto non ha coinciso con il legittimismo asburgico. C'è stata una frattura tra le due realtà. Abbiamo detto che De Besi e Sacchetti non si fidavano dell'Austria, non volevano il ritorno dell'Austria, però non si sono mai sbilanciati su quale ordinamento potesse assumere il Veneto nel caso dovesse crollare il Regno d'Italia, o meglio ciò che essi nel Codino hanno sempre definito il cosiddetto Regno d'Italia, perché non lo hanno mai riconosciuto. Alessio De Besi, eccolo qui in copertina, che è stato il vero creatore del Codino, ha addirittura rifiutato di ricevere il diploma di laurea a Padova per non riconoscere il Regno d'Italia, per non giurare fedeltà al nuovo governo.
una posizione veramente molto forte, molto dura, che gli è costata anche cara in termini di processi. Che cosa proponevano per il Veneto i codini di Padova? Proponevano il rafforzamento di un patriottismo municipale, la difesa della tradizione, la difesa di un attaccamento alla propria città, alla propria borgata, potremmo dire addirittura, in contrapposizione con i grandi nazionalismi. Hanno scritto testuali parole nell'epoca del panslavismo, del pangermanismo, all'epoca del nazionalismo italiano. Noi proponiamo la padovanità, noi abbiamo come patria la nostra città. È un punto di vista interessante e inedito su cui gli studiosi dell'Ottocento fino a oggi evidentemente hanno un po' sorvolato. Io ho voluto approfondire questo argomento perché mi sembrava ci fosse un vuoto e questo è il risultato delle mie ricerche. Il Codino è un libro che è formato da una prima parte introduttiva che ricostruisce la storia dei giornalisti, la storia della testata, la biografia soprattutto di Alessio De Besi, che è stato anche romanziere, poeta, autore di novelle, e poi ho raccolto in una seconda parte tutta una serie di testi apparsi sul Codino e anche su altre pubblicazioni di De Besi. Si tratta di testi, gli articoli del Codino, che erano scritti talvolta in italiano, ma talvolta anche in lingua padovana o anche in veneziano. Sono dei testi molto gustosi, molto simpatici e fortemente polemici verso il nuovo concetto di nazione, verso il nazionalismo italiano, verso il processo risorgimentale. Non ho proposto una traduzione dei testi in padovano perché la lingua in cui sono scritti è ancora perfettamente comprensibile. Sono testi che perlomeno chi conosce il padovano può leggere senza nessun problema e senza il bisogno di nessun ausilio di traduzioni. Volevo leggervi qualche passaggio in particolare tratto da una novella di Alessio De Besi che si intitola Di tasca in tasca, viaggio di un quarto di fiorino, scene dopo la liberazione del Veneto. È una novella surreale che racconta la storia di un uomo che dopo il plebiscito del 1866, l'annessione della Venezia all'Italia, si trova sulla scrivania una moneta che inizia a parlare. È un fiorino, una moneta quindi del vecchio governo, che è passata di tasca in tasca e ne ha viste tante. Ha visto chi erano veramente i rivoluzionari, chi erano veramente coloro che hanno lavorato per l'annessione. E addirittura questa moneta è stata utilizzata per corrompere la gente affinché votasse sì al plebiscito. Vi leggo un passaggio in veneto scritto da De Besi che riproduce il dialogo di due signore al mercato. «Oh, come sta, signora Betta?» «Ben, signora Cate. Iera qua in viperia con una massada de talgiana che brontoeava pa do Lombardi. E a tasa, cara Ela, che da quando che ise vegnui, se tutto cressuo. No gai cressuo anche al sae. I vol proprio che semo senza sal? E il pan io fa pipico e vodo in meso. I dise che i metterà suso una tassa sua farina e sui moini. Oh, fioi de cani! E poi vol che sighemo viva l'Italia. Sì, viva l'Italia in malora, cara Betta, mi non me trovo pi». Quindi un po' quel concetto di vox populi, no? Prendere queste battute dalla strada e sbatterle in faccia a tutti stampandole sulla carta. È chiaro che sono delle storielle satiriche, però hanno salvato oggettivamente delle testimonianze che per noi sono interessanti e che dobbiamo tenere in considerazione. Adesso vi leggo anche il passaggio
controverso di questa moneta che racconta di essere stata utilizzata per corrompere delle persone per fargli votare sì al plebiscito. Mi narrava il quarto di Fiorino la storia di certi sì in certo plebiscito. Storia veramente gustosa ed edificante, ma che non narro per non allungarmi troppo. Infine venni nelle mani d'un libraio, dal quale io lo ebbi, che scrivo. Quindi la storia di questa moneta che vuole svelare un retroscena del plebiscito del 1866, quella della corruzione, e che il protagonista di questa storia ha recuperato da un libraio autore di libri cattolici. La stessa categoria di libraio da cui si potevano acquistare anche i fogli del Codino. Però è una storia raccontata a metà, perché a un certo punto De Besi si ferma e dice non posso raccontare oltre perché non voglio allungarmi. In realtà il Codino era sempre tenuto d'occhio dalla censura. Il Codino era un giornale che si esponeva molto, ma doveva sempre restare sul filo del rasoio, perché sbilanciarsi significava sequestri, significava multe, significava essere portati in tribunale. Per cui bisognava sempre stare attenti, giocare con l'ironia. Perché la scelta di pubblicare un giornale satirico e non un giornale, diciamo, serio? Proprio per questo, cercare di usare la satira come strumento per far passare dei messaggi senza avere troppi problemi con la legge o avere subito dei problemi con la legge. Io spero che questo libro possa avere successo, possa dare un contributo agli studi sul periodo risorgimentale a Padova. Io non sono uno storico, sono laureato in filologia, questo non è un testo di storia, è un'analisi, uno studio su biografie di scrittori e su dei testi dell'Ottocento, un lavoro di filologia, che però comunque può dare un contributo alla storia delle idee e anche alla storia della letteratura, alla storia delle dottrine politiche nel Veneto. Se volete acquistarlo è già distribuito, lo potete comprare dal sito dell'editore Solfanelli, ma lo troverete anche in altri canali di distribuzione sulla rete. Vi saluto e vi ringrazio per l'attenzione.